Giornata internazionale dell'ipertensione. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale ha organizzato una giornata proprio per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione. Siamo nell'ambulatorio con la responsabile, la professoressa Cristiana Catena, nell'ambulatorio in cui oggi si effettuano gratuitamente gli esami, ossia viene misurata la pressione arteriosa. Questa patologia, che è estremamente frequente a livello mondiale, a livello italiano, all'incirca, diciamo, sopra i 40 anni, circa il 33% delle persone sono ipertese. Lo scopo di questa giornata, che si svolge in tutti, diciamo, i grandi centri di ipertensione a livello italiano, e che è organizzata ogni anno da tanti anni dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa, quindi da una grande società. Lo scopo è quello proprio di avere un ruolo educativo, di istruire, di informare la popolazione. Il motivo qual è? Diciamo 2 o 3 motivi importanti. Intanto, come dicevo prima, l'ipertensione arteriosa è una patologia estremamente diffusa in tutte le popolazioni e ha il problema che molto spesso, nella grande maggioranza dei casi, non dà sintomi. Questo comporta, diciamo, il problema che il paziente, non avendo sintomi, non la misura e quindi magari, benché iperteso, non lo scopre perché non effettua misurazioni. Quindi sarebbe bene, professoressa Catena, dopo una certa età, darsi un controllino magari ogni tanto? Sì, diciamo una persona giovane che non ha una forte familiarità per ipertensione, comunque dopo i 30 anni, una volta l'anno, sarebbe corretto fare una misurazione. Se poi magari trova effettivamente una pressione alta, si consiglia di fare delle misurazioni ulteriori periodiche per confermare che è effettivamente iperteso. Un paziente che invece sa di essere iperteso viene istruito dal medico di famiglia o da medici come noi che operiamo in questo centro a fare dei controlli della pressione regolari, non so, per esempio un paio di volte alla settimana o in base, diciamo, alla tipologia dell'ipertensione, alla gravità, alla necessità di cambiare le terapie. La giornata dell'ipertensione ha un ruolo di istruzione e di educazione, perché il paziente, appunto, non avendo sintomi non la considera una patologia. E questo è un problema perché invece l'ipertensione, anche quando è asintomatica, cioè quando non dà sintomi, se non viene curata in maniera adeguata e seguita in maniera adeguata, crea negli anni dei grossi danni a vari organi, come il cuore, il rene, il cervello, le arterie. E molte persone questo non lo sanno perché non gli viene spiegato alle persone, diciamo, alla popolazione comune. E il fatto di non avere sintomi porta persone ipertese a trascurare anche la terapia. Ci sono pazienti, per esempio, che si sospendono la terapia perché non capiscono l'importanza di avere una pressione ben controllata. E questo è un grosso problema, cioè non seguono la terapia, non trascurano di misurarsi la pressione, per esempio, non vanno mai dal medico a fargli vedere i valori di pressione che si misurano a casa o non se le misurano affatto. È per questo che la giornata, come dicevo, ha un ruolo proprio di educare, di istruire, di insegnare alla popolazione l'importanza di una patologia che, anche se non dà sintomi, però fa dei danni molto grossi e crea problemi che sono spesso mortali. Tant'è che l'ipertensione arteriosa ha un soprannome, viene chiamata il killer silenzioso, perché fa dei danni che possono portare anche a morte o comunque ad alterare la qualità di vita del paziente, anche se magari per anni non ha dato nessun sintomo.
Ecco, nel momento in cui uno scopre appunto di avere la pressione arteriosa fuori dai limiti, che poi ricordiamo quali dovrebbero essere i limiti, cioè sì, la misurazione ideale, quale dovrebbe essere? I valori. Allora, i valori ideali diciamo che dipendono dal soggetto, nel senso che una persona, per esempio, diciamo che non ha alcune condizioni, tipo non ha avuto l'infarto, non ha il diabete, cioè una persona diciamo tra virgolette sana, dovrebbe avere dei valori non superiori ai 130-80. Una persona invece che ha le patologie che stavo dicendo prima o alcune altre patologie che non sto qui a specificare, deve avere dei valori più bassi. Per esempio ci sono delle condizioni che impongono di raggiungere dei valori di 120-70. Nelle persone anziane, nei grandi anziani, ci si può accontentare di valori che non superino i 140-90. Il primo valore indica la pressione massima, il secondo valore che citavo indica la pressione minima. Quindi diciamo non esiste un valore che è ideale per tutti, dipende dalle caratteristiche del soggetto, del paziente. Quindi noi prima di dire al paziente devi ottenere questi valori e devi mantenere questi valori, facciamo una visita completa per identificare tutte le caratteristiche del paziente e valutare quindi il suo rischio cardiovascolare, il rischio di sviluppare degli eventi cardiovascolari gravi come l'infarto o l'ictus negli anni. Senta, anche per quanto riguarda il dosaggio della terapia, è chiaro che per arrivare a un dosaggio corretto ci vuole un momento di adattamento, no? Cioè, bisogna magari più volte controllare perché magari la pastiglia può anche abbassare troppo, può creare altre condizioni. Qualcuno dice anche cefalea, no? Di soffrire di cefalea dopo aver preso. È vero questo? Sono delle idee che uno si mette in testa, cioè sono credenze popolari, perché bisogna sfatare anche certe convinzioni. È vero che ci sono alcuni dei farmaci che si usano per curare l'ipertensione che in una piccola percentuale di casi hanno degli effetti collaterali. Riguardo tutte le medicine in sostanza. Sì, anche se gli effetti collaterali diciamo che si verificano in percentuali basse per quanto riguarda i farmaci che si usano per la pressione alta. È vero quello che diceva poco fa lei, giustissimo, che per raggiungere dei buoni livelli di pressione nel paziente spesso è necessario valutarlo in ambulatorio più volte, anche ogni 2-3 mesi per esempio, per i primi tempi, perché può essere difficile trovare la terapia che funziona. Può essere necessario modificare più volte la terapia, togliere un farmaco, sostituirlo con un altro. In alcuni pazienti è difficile raggiungere i livelli ottimali di pressione arteriosa e tant'è che noi spesso vediamo pazienti magari anche 3-4 volte all'anno se è necessario, mentre nei pazienti in cui finalmente si è trovata la terapia adeguata e non ci sono effetti collaterali, li vediamo 1 o 2 volte all'anno minimo. Senta, un suo pensiero anche sulla misurazione fai da te, perché ci sono tanti che si dotano di strumentazione, no, a casa e magari più volte nel corso della giornata si controllano. Quali sono gli orari migliori? Mi pare di capire. Al mattino appena alzati forse è meglio di no, aspettare un po'. Sì. Allora, diciamo che quello che noi consigliamo è di evitare di misurarla appena alzati. Va bene un altro momento della giornata, una cosa imperativa è che sia un momento in cui la persona è tranquilla, rilassata, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico, quindi non in un momento di stress, di preoccupazione, di ansia, di affaticamento fisico. Può scegliere un paio di giorni alla settimana e misurarla usando un apparecchio insomma ben collaudato, ce ne sono di buoni in commercio, e in un ambiente tranquillo come la propria casa. E questa è la pressione che noi riteniamo, diciamo,
più importante, quella su cui ci basiamo quando valutiamo come sta andando il paziente riguardo alla sua pressione, perché è misurata proprio in un ambiente che è l'ambiente consono per il paziente, non è un ambiente ansiogeno come può essere l'ambulatorio medico. È effetto camice, perché in molti è anche l'effetto camice. Camice bianco, sì. Sì, è vero che ci sono le persone che la misurano in maniera ossessiva, cioè 3-4 volte al giorno, tutti i giorni, e spetta proprio a noi insegnargli che questo ha poco senso, ecco. È meglio fare nella maniera in cui dicevo prima, e ogni tanto portarlo in visione al medico di famiglia, che può benissimo valutare come sta andando la pressione, e quindi sia il medico di famiglia o eventualmente un medico di un centro di ipertensione poi possono, se necessario, aggiustare la terapia, ma devono avere appunto un diario della pressione di casa, no? Le volevo chiedere un ultimo particolare. È vero che quando si misura la pressione arteriosa una volta, uno magari è incerto, aspetta 10 minuti, la rimisura una seconda volta e poi ancora una terza volta. È eccessivo oppure va bene fatto così? In realtà sarebbe corretto. Perché molte persone succede che alla prima misurazione la pressione può risultare molto alta, tant'è che noi consigliamo di misurarla 2-3 volte nell'arco di 5 minuti, per esempio, e notare se per caso man mano che si effettuano le misurazioni la pressione tende a scendere, e tenere, diciamo, buona la media della seconda e terza misurazione. Grazie per i suoi preziosi consigli, grazie ai nostri amici telespettatori.